Nelle puntate precedenti, grazie ai potenti poteri di Gesù Cristo, Ginetto acquisisce importanti doti veterinarie e porta a termine un delicato trapianto di cane al padrone, salvando la vita di Canel numero 5, il cane di Pochette. Miracolo! Dopo il successo dell'operazione, la figlia di Gio Carlone si unisce in matrimonio con Ginetto, creando il legame che permetterà a Lord Micidial di avere l'appoggio politico della Chiesa per vincere le elezioni. Nel frattempo, Pinocchio viene arrestato per aver rivendicato i propri diritti di lavoratore a Lord Micidial. Successivamente Mario e Melanie si appellano all'avvocato Scatarrutti nella speranza di liberare Pinocchio di prigione ed avere così un'altra possibilità di interrogarlo per scoprire dov'è nascosto Paolo Buonanima. Lei ci potrebbe aiutare a far uscire di prigione Pinocchio? Certo, sto qua apposta. Ma adesso godiamoci un'altra fantastica puntata di Mario con i fratelli Peluria. Buon compleanno Marina! Buon compleanno, guarda qua! Che è sta roba? Questa è una torta di tutto rispetto, non quelle porcherie che mi hai fatto a me. Guarda che... E le candeline? Le candeline no, avevano finito, avevano. E c'era messo il wuster. C'è il wuster, se mangia pure. Buone, le candeline mica... no, vai. Ma che c'è? Dio, come che cosa spengo? Che cosa spengo? Queste non si accendono. Aspetta a parlare, caprone, ma li vedi. Guarda che roba! Guarda che roba! Guarda come esplodono queste! Aia! Mi sono cotto! Magni! Buona, anda fuori! E magna! No! Magna! Io devo tagliare! Io devo tagliare! Tagliate la torta! Io! Magna! Ah, bravo! Così! Fai la mossa! Taglia! Così! No! Non La tagli! torta! Non tagli! La parola alla difesa. È finito? No, mi sto solo riscaldando. Allora prosegua. Dunque, fino a 3 mesi fa, il mio assistito era un pezzo di legno. E invece adesso, guardatelo, è uno stagista in carne e basta. Immaginate che cosa potrebbe diventare un giorno un medico della mutua, un supereroe, il presidente del mondo. Potrebbe addirittura vincere il Nobel per lo stagismo. E voi volete spezzare il futuro di questo bravo ragazzo? Obiezione, vostro nonno. L'imputato ha rivendicato i propri diritti al datore di lavoro. Chi ci dice che non lo rifarà ancora? Accolta. Ma che cos'è una piccola rivendicazione di diritti? Di fronte al mare di soprusi che egli dovrà subire se verrà rilasciato. Recita l'articolo 1 della Costituzione: l'Italia è una repubblica fondata sullo stagismo. E questo cretino ha diritto ad essere sfruttato, ha diritto a contratti farlocchi, ha diritto a non avere diritti. Per questo io chiedo che venga assolto diritto per diritto. Obiezione, vostro onore. Respinta, dichiara Pinocchio libero di essere sfruttato per i prossimi 50-60 anni. Crepa la malizia. Caffè! Caffè! Macchiato. È dolce. Corretto grappa. Corretto grappa. Allora, Pinocchio, adesso noi ti faremo la fatidica domanda e tu ci dirai la verità, va bene? Che tu lo voglia o no?
Dove avete girato il video con Paolo Bonanima? Ve l'ho già detto, l'ho girato nel magazzino di Ippolito Germer. Sì, lo so, questo l'hai già detto, è vero, ma non è la verità. Io voglio la verità, Pinocchio. Ce lo devi. Ti abbiamo fatto liberare di prigione per questo. Oh sì, che bischero che sono. L'ho girato nello zoo comunale. Ma davvero? Ah sì, no, l'ho girato nella stanza degli alieni. Sta mentendo dritto per dritto. Vedi questo? Cos'è? Siero della verità? Con me non funziona. Bevilo lo stesso, Pinocchio. Bevilo. Allora, dove hai girato il video di Paolo Bonanima? In una casa in via Palloncini 4, all'interno 6. Forse ci siamo. Dritto per Moscio. Andiamoci subito. No, tra mezz'ora la diretta, non possiamo andare. Poi destiamo sospetti. Andiamoci alla fine del telegiornale. Va bene. E io che fo? Io non bischero. Io voglio tornare in regia dal mio babbo. No, Pinocchio, che in regia? Tu devi rimanere qua perché devi stare in incognito, almeno fino a quando il caso Bonanima non sarà chiuso, capito? Dai, ti prego, questo ce lo devi, Grazie. Va bene. Grazie. Questo programma è offerto da... Amore, sono a casa. Hai preso le scarpe? Ma certo. E la carne? Amore, sono a casa. Hai preso la carne? Sì. E le scarpe? No! Da oggi arriva carne in scatola di scarpe. Il gusto della carne unito alla comodità delle scarpe. Amore, sono a casa. Hai preso le scarpe? Sì. E la carne? Anche. Wow! Ottime queste scarpe. Per non parlare della carne. Carne in scatola di scarpe. E ora MTG con Oscar Carogna, Gio Cagnaccia, Salvo Errori e il pluritelegattato Mario. Buonasera dal Micidi al TG. Apriamo questa edizione serale mostrandovi il simpatico intervento di Ginetto Micidial di questa mattina all'Angelus. Vediamo le immagini. Fratelli e sorelli, alle prossime elezioni votate a me. Così davanti a Dio non solo sarete tutti uguali, ma anche tutti famosi. Nel nome del Padre, della Madre e dello Spirito Santo. Porca troia, non vola. Pugno di pollice. Ciao. E ora ci colleghiamo in diretta con Nambo Velocetti e Anton Giangiulio Lentognoni per la finale mondiale di Succhi a Brodo. Mi sentite? Grazie Mario, buonasera a tutti, qui dal Madison Square Garden di Broadway. L'atmosfera è caldissima, i brodi sono già in ebollizione, il cuoco di gara sta facendo gli ultimi giri di mestolo. Vuoi ricordare le regole di questa finale, Anton Giangiulio? No. Bene, allora le dico io, abbiamo 3 squadre a coppie che in un minuto di tempo si sfideranno a raggiungere il più alto valore di rumorosità succhiando il brodo. Il brodo. In palio c'è la Coppa di Brodo del Mondo, oltre che a un premio in denaro pari a 67 euro. Esatto. Vuoi aggiungere altro? No, mai. Bene, allora passiamo alla presentazione delle squadre. I cugini Sanguisucchia hanno accumulato anni di vecchiaia nella broderia di famiglia, dove sono diventati maestri nell'arte del succhio rumoroso. Grandi favoriti di questa finale, anche se uno di voi è reduce da un grosso infortunio nella mandibola. Le sorelle Levinsky, la rivelazione di quest'anno, una coppia di ex putanoni che succhio dopo succhio si sono imposte nella disciplina anche grazie alla loro tecnica innovativa. Non usano il cucchiaio. Non usano il cucchiaio. E infine la squadra di casa, i fratelli Peluria, caffoni nostrani da generazioni completamente autodiratti dal talento innato, noti ai molti per la loro tecnica molto rumorosa e animalesca di succhiare. Succhia, succhiati.
Questa è la grande occasione che dobbiamo avere. Grande occasione, ma io non mangio da una settimana, non mangiamo. È perché la preparazione atletica, questa nobile arte, capito? Ci volevo venire, volevo vedere il telegiornale. Zitto. E sulle dolci note di questo riscaldamento io vi do appuntamento tra poco per l'inizio della gara. Allora, Ginetto, questa sera sarà la tua prima notte di nozze e dovrai portare alta la bandiera dei Micidial con tua moglie Pochette. Papà, ma io sono alto 1,75, al massimo la riesco a far arrivare a 2,10 m e poi dipende pure da quanto è grossa la bandiera. Ma cosa hai capito? Dovrai fare l'amore con tua moglie in senso biblico. Ma io non sono religioso, papà. Ma no, detto in parole povere, dovrai scoparla. Ma io non le so fare le pulizie, che faccio? Chiama Carolina? Ma che Carolina? Te la devi trombare, trombare. Ma io non so suonare neanche il citofono, figurati la tromba. Ma cosa dici, cretino? Devi pucciare il biscotto, la devi fottere, chiavare, schiacciare, ficcare. E come faccio a fare tutte queste cose insieme? Ma no, la cosa che devi fare è solo una. Devi. Hai capito? Sì, credo di sì. Proprio in questi istanti a Posto Qualunque si sta svolgendo la cerimonia degli Oscar delle comparse, la tradizionale kermesse che premia quegli attori che sono sempre un po' ai margini dell'inquadratura. Quindi noi abbiamo Salvo e Lori in diretta per scoprire i vincitori di quest'anno. Sì, Mario, siamo in diretta dal Teatro delle Orecchie di Posto Qualunque, dove si sta concludendo la 23esima edizione degli Oscar delle comparse. E ora seguiamo la diretta. Le nomination. Aldo Marciapiede in Tutte le volte che non mi ricordo di qualcuno. Mike, tu le informazioni devi memorizzare. Non puoi scriverle su un foglietto, hai capito? Certo. No, le hai scritte. Ciao, Oi, ciao. Ma chi è? Boh, non mi ricordo. Bruce Maccarone con La mia vita da miope. Vuole una mano da attraversare? No, grazie, ce la faccio. Ah, va bene. E infine Bastiano Portello in The Pensionist. Stavo camminando nel parco e avevo l'esigenza di sapere che ora fosse. Mi scusi, che ora è? Sono le 10:16. Oh, grazie. Prego. Mancavano poco meno di 2 ore al pranzo, ma avevo già un certo languorino. And the winner is Bastiano Portello, The Pensionist. Complimenti, meritatissimo. Grazie. Potresti regalare alla platea un momento della tua scena epica, celebre, che ti ha reso così famoso? Prego. Difficile, ma ci provo.
10-16. Grazie. Un grande applauso a Bastiano Portello. Bastiano Portello, The Pensionist, grandissimo! Ce lo ricorderemo per tanto tempo. E dunque con la vittoria di Bastiano Portello, un nome che non ci dice nulla, dal Teatro delle Orecchie è tutto, a te la linea, Mario. Secondo me meritava Bruce Macarone, questo è il mio personale parere, poi vedete voi, va bene, andiamo avanti. Wow, che stanza meravigliosa. Sei proprio un uomo da aver sposato. Qui prima ci stavano i porci. Beh, dai, però l'avete sistemata per bene. Sì, ma questa prima era la stalla dei porci. Proprio là stavano tutti i porci. Tutti i porci. Ah, i porci. Adesso ho capito cosa intendi. Vieni qui. Vieni. Ah, ho capito. Adesso inizia quella cosa faticosa. Stai tranquillo, andrà tutto liscio. Io l'ho già fatto migliaia di volte. Vabbè. Ti è piaciuto? Ma tu sei un porco! Io no, ma prima qua ci stavano i porci. Bene, ci richiedono la linea Ambo Velocetti e Anton Giangiulio Lentognoni per l'inizio della finale di Succhi a Brodo. Sì, Mario, ci siamo. Tra pochi minuti il giudice darà inizio alla gara picchiando il mestolo sul noto pentolone bronzeo. Ricordiamo che il tasso di rumorosità verrà misurato attraverso il succhiometro, un particolare apparecchio molto sensibile al rumore delle succhiate. Sì. E ora mettiamo da parte il galateo e assistiamo alla gara. Finale mondiale Brodo Succhia inizia! Partiti! Ed ecco che gli atleti iniziano a succhiare con grande intensità. Le sorelle Levinsky si portano subito in vantaggio grazie alla loro innovativa tecnica. I cugini Sanguisucchia non sono da meno però, la loro vecchiaia si fa sentire. Mentre i nostri beniamini, i fratelli Peluria, faticano a carburare. Ma che cazzo vuoi? Devi succhiare! È caldo, è caldo! Succhia, succhia! Questa è un'occasione d'oro, non tanto per i soldi, perché ci dà lustro! Succhia! E vediamo che la coppia sembra aver ritrovato l'intesa e ci dà dentro. Il succhiometro non mente. E i Peluria stanno risalendo la classifica prepotentemente. Ma attenzione, uno dei due cugini Sanguisucchia sembra essersi infortunato alla mandibola in modo grave. Aia! Dice bene Anton Giangiulio, aia, perché l'altro cugino dovrà fare il lavoro doppio. Intanto i Peluria sono passati in seconda posizione, se la battono con le Levinsky, che però sembrano avere un clamoroso attacco di troiagine nei confronti del brodo. Ma cosa fai? E niente, così vinciamo la gara. Ma cosa così vinciamo la gara? Così vinciamo la gara. Non così, devi far così. Così, guarda. I Peluria balzano così in prima posizione. È incredibile, amici, una gara così non si vedeva dai tempi di Succhia Ray Brodinson. Non so chi sia. E intanto mancano pochi secondi allo scadere del tempo e i nostri beniamini di casa vanno alla grande. Ma cosa succede? Sembra che ci sia una problematica. Che cazzo? Che cazzo c'hai che mangi come un frocio? Ma che fa? Ti senti arrivato, ti senti arrivato, guarda che non ce l'abbiamo ancora il lustro! Non parli con la bocca piena, per cortesia. Va bene? Ma che cazzo c'è? Tu sei un caprone! Torna a essere un caprone, succhia il brodo! E proprio in questo momento scade il tempo. Il succhiometro consegna la vittoria ai cugini Sanguisucchia, seconde le sorelle Levinsky e terzi e ultimi purtroppo i nostri beniamini di casa Peluria. Peccato. Ma mo non ce l'abbiamo più il lustro. Ma che lustro? Non ce l'abbiamo mai avuto il lustro perché tu ti sei montato la coccia! Ti sentivo arrivato, così! Ma che fai?
Come vince Champions? Sempre siamo arrivati sul podio. Che sul podio, che siamo arrivati terzi su 3. È stata una gara piena di emozioni, direi quasi magica per questo nobile sport. Io ti ridò la linea, Mario. Bene, noi per oggi la finiamo qui. Io vi do appuntamento a domani, come sempre, dritto per dritto. Grazie. Jenny, scusa, puoi venire un attimo? Sine, sine. Grazie, devo mostrarti qualcosa qui fuori, vieni. Melanie, puoi uscire? Jenny, qui non ci sono più telecamere, puoi andare, grazie, grazie. Madonna, mi avete scambiato per un pupazzo! Ma vabbè, Hai controllato quell'indirizzo? Sì, c'è una villetta. Dai, andiamo che potrebbe essere già troppo tardi. Beh, com'è andata? Avvocato Scadarruti, ma che ci... Ah, scusi, l'abbiamo lasciata qui. Ma non vi preoccupate, lo so che siete indaffarati. Dove andiamo? Stiamo andando a liberare Buonanima. Finalmente Pinocchio ci ha dato l'indirizzo. Aspetta, Mario. Sicuramente ci saranno delle guardie armate. E voi non potete andarci così senza un piano. Lo so, ma dobbiamo andarci subito, perché potrebbe già essere troppo tardi e poi domani ci sono le elezioni, avvocato. Mario, ascoltami. È troppo pericoloso. Dammi retta. Senta, avvocato, lasci fare, va bene? Se non vuole venire, scende dalla macchina, va bene? Non si intromette in queste faccende familiari, va bene? Dobbiamo andare adesso, capito? Oh. Fermo, Mario. Ancora? Che c'è? Non so come dirvelo. Io sono vostra madre.